Oggi è venerdì 24 gennaio 2020. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 24 gennaio 1979. Alle 6:35 del mattino, l'operaio e sindacalista della CGIL Guido Rossa esce dalla sua abitazione a Genova per recarsi al lavoro all'Italsider. Un comando di 3 terroristi delle Brigate Rosse, quando sale sulla sua Fiat 850, gli spara 4 colpi alle gambe. 2 del comando, Vincenzo Guagliardo e Lorenzo Carpi, si allontanano. Il terzo, Riccardo Dura, capo della colonna genovese delle BR, dopo essersi in un primo momento allontanato insieme agli altri, torna indietro ed esplode un solo altro colpo verso Rossa, al cuore, mortale. Le spie vanno uccise. Così, secondo quanto rivelerà poi agli inquirenti Guagliardo, Dura avrebbe motivato agli altri brigatisti l'omicidio, contrariamente alla decisione originaria dei terroristi di ferire solamente Rossa. Il sindacalista era stato l'unico che, dopo un'indagine interna tra i dipendenti del suo stabilimento, aveva denunciato un brigatista scoperto in possesso di materiale di propaganda con il quale i terroristi facevano proselitismo in fabbrica. La decisione di Dura di uccidere scatena un forte dibattito fra gli stessi brigatisti, che ne mina l'unità e determina una forte reazione popolare contro i terroristi. Guido Rossa, 44 anni, inizia a lavorare come operaio a 14 anni. Sindacalista della FIOM e militante del Partito Comunista, quando, sotto la guida di Enrico Berlinguer, il suo partito, unitamente al sindacato, prende definitivamente le distanze dalla lotta politica extraparlamentare e invita gli iscritti a denunciare i sospetti di terrorismo attivi nelle fabbriche, Rossa fa la sua parte e, testimoniando al processo contro il brigatista che aveva denunciato, ne determina la condanna. Il suo omicidio provoca una svolta. Le Brigate Rosse non trovano più terreno fertile nelle fabbriche per la loro propaganda. Al suo funerale partecipano 250.000 persone. Fra di esse il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, che dopo le esequie vuole incontrare i camalli, gli scaricatori del porto di Genova. Gli dicono che è pericoloso, perché fra loro ci sono molti simpatizzanti delle Brigate Rosse. Pertini risponde: proprio per questo voglio andarci. Salta su una pedana e, riferendosi alle brigate partigiane, urla agli operai: io le Brigate Rosse le ho conosciute, hanno combattuto con me contro i fascisti, non contro i democratici. Vergogna! C'è un momento di gelo e silenzio. Poi scatta uno scrosciante applauso. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.